Le tradizioni non si cambiano, soprattutto in questa città, la capitale, dove questa partita non sarà mai come le altre, perché oggi c'è chi sventola una bandiera biancoceleste e chi invece si tiene stretto la sua sciarpa giallorossa. Benvenuti amiche ed amici di Gazzetta Regionale, Lazio-Roma, basta la parola, tutto il resto è semplicemente noia. Si fa vedere Belmonte che studia la situazione, cambia lato verso Coletta, ancora la connection tra i due, l'esterno va sul fondo, prova il destro, palla che sibila vicino alla porta di Masi. Ottimo lavoro qui da parte di Pernaselci, nebuloso, punta alla porta, manda a vuoto un avversario, regge poi il contatto, fa partire il tiro, troppo alto ma buono spunto del capitano. Sale Cama che ha recuperato un ottimo pallone, Scacchi, indirizza verso Coletta, attenzione da lì è pericoloso, vuole il mancino, Coletta se la sistema e lascia andare una perla su cui Masi non può nulla. Roma in vantaggio, si è sbloccato il derby della capitale, Federico Coletta, è 1-0 per i ragazzi di Gianluca Falsini. Ancora Roma che non si è fermata dopo il vantaggio, Belmonte dalla bandierina, palla che sfila lunga anche se non era male, Coletta può ricontrollare, vediamo, gioca benissimo sulla linea di fondo, palla dentro, parte il tiro, Masi, poi ancora lì e Di Bartolomeo allontana gli spettri dall'area della Lazio. Roma ancora in spinta, Arduini, attenzione c'è Masi fuori dei palli, Arduini, che idea, non ha trovato lo specchio. Punizione pericolosa, pronto lo specialista Scacchi, va all'11, Masi chiude, poi attenzione Arduini, sinistro schiacciato, altro pericolo per la squadra di Alboni. Chiucchiuini, bello spunto, manda a vuoto completamente Di Nunzio, ancora il 10, Chiucchiuini, attenzione da lì può esplodere il mancino e De Marzi va a terra respingendo il pericolo. Morusci, grande numero qui su Trifelli, poi palla dentro Coletta, può andare al tiro, c'è anche Belmonte, servito, Belmonte davanti alla porta, non va lo scavetto, che azione e che occasione per la Roma. Vediamo qui se Mocci, il cambio di Alboni, la mossa dalla panchina, si sbriglia la situazione, grande giocata dell'esterno, in area c'è Carbone, servito! Anzi era Polito che non si è coordinato bene, palla tra le braccia di De Marzi, ma che occasione per la Roma. Panico, sta arrivando Tesauro, sbaglia tutto Polito, Tesauro col mancino, non perdona Masi, che errore di Polito, e l'esterno che non doveva giocare, che non doveva essere nell'11, fa il 2-0 per la Roma, l'esultanza della squadra, derby quasi in cassaforte. Buona traccia di Nebuloso, Formisano, dentro la porta, Formisano! E prima De Marzi e poi Candido, non si passa nella porta giallorossa. Palla dentro, insidiosa, non bene Pernaselci, De Caro! E poi Pernaselci rimedia, ci mette il mancino e sbarra la strada. Ancora Roma, Cinti! Grande intervento qui di Masi. Vediamo ora se i biancocelesti riescono a contrattaccare, sbaglia Fazio però, allora nuovamente possesso per i lupi. Che provano a gestire, Di Nunzio, triangolo, adesso gioca veramente bene la Roma, la palla rimane lì, Coletta, attenzione, quasi un replay del primo tempo, Coletta! È tornato l'illusionista con una doppietta nel derby, ancora l'esterno con il suo mancino a battere Masi e la Roma cala il tris al Green Club. Adesso la Lazio veramente con l'inerzia, ma non ci sono più le motivazioni. Cinti ha recuperato, attenzione a De Caro che sta partendo, buca l'intervento con la difesa, De Caro davanti a Masi e fa 4-0, segna anche l'osservato speciale di questo derby dalla panchina De Caro e mette il lucchetto al match per una Roma che si conferma la corazzata di questo girone. Palla troppo lunga, non ci arriva Cinti, ma arrivano i tre fischi del direttore di gara. La Roma si aggiudica il derby, eccolo il saluto tra Alboni e Falsini. Grande prestazione dei giallorossi che si prendono una vittoria meritatissima.